Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, fai oggi unboxing, che non è proprio un unboxing, voglio solo far vedere due cose che mi sono arrivate, che poi andranno, come si dice, nel video degli acquisti di ottobre. Allora raga, mi sono portato a casa, diciamo più un capriccio, invece è un- una statua che volevo e che secondo me è fatta molto molto bene. C'è da dire che il capriccio sono le cuffie, ovviamente le cuffiette, le Pulse Explore di PlayStation, che per fortuna le ho pagate a un prezzo vantaggioso, però è chiaro che sono un capriccio, più un capriccio estetico perché sono veramente belle. Dopo ne ho talmente tante perché io comunque tra virgolette colleziono anche cuffie, quindi un giorno ci sarà un video al riguardo, che per ogni periferica ha una cuffia diversa, ma le volevo prendere, ho aspettato un prezzo vantaggioso e me le sono pigliate. Sono due cose che non è che non hanno niente in comune, però le voglio fare insieme, così creando anche un'estetica, ecco, non so, qualche gioco di Fallout, la statuetta, delle card di Magic e robe così. Allora io direi di cominciare dalle cuffiette, che c'è da dire anche che oltre alle cuffiette ho preso anche la base per caricare, così da renderla anche più bella, tra virgolette, da esposizione, anche la PS Portal. Boh, allora io direi di partire. Questa è la scatola, eccola qua. Sapete che io tengo anche le scatole, questa era un po' così, ma me la tengo ovviamente. Molto bene. E qua abbiamo le cuffiette, che appunto ragazzi sono più un capriccio che altro, nel senso a prezzo pieno ovviamente 200 euro anche no. Però se riesci a portare a casa leggermente sopra i 100 direi che ci sta. Eccole qua. Esteticamente sono bellissime, c'è poco da dire. Cioè, sono veramente una chicca. Eccole qua. Queste sono le cuffiette che adesso andiamo a mettere. Datemi un secondo perché... Ecco, uno. E due. Se abbasso un attimo se no urlo. Qua ho preso la basetta ragazzi, che neanche è RGB, dopo lo facciamo vedere. E adesso prendiamo la Portal. Adesso non so se si sente. Non credo, non lo so, però si sente da Dio, c'è da dire, anche se ripeto, è più un capriccio questo. Ho giocato un cazzo da Spider-Man, naturalmente troppi giochi. Cioè, vi assicuro, raga, adesso non so come fare per dare anche a voi l'audio, ma sapete che sono un po' una pippa, ma si sente da Dio, c'è da dire che anche la Portal, per quanto sia criticata, va benissimo. E niente, raga, questa diciamo è la Mary Jane più brutta della storia, non sexy, non so, l'hanno fatta politicamente corretta. Scusate. Adesso però voglio portare, per farvi vedere la basetta, com'è, niente di che, una basetta presa a 20 euro, però è molto carina. Un secondo e andiamo con la parte RGB. Eccola qua, la parte RGB, si vede, aspetta, però cerchiamo di fare un attimo di atmosfera. Sicuramente si vede meglio e ci sta, e ripeto, è proprio una... anche questo è un capriccetto, ma ci sta a 20 euro, questo sinceramente ci sta. Niente raga, ripeto, veramente delle cuffie con un audio veramente importante, nel senso si sentono bene, di certo non valgono 200 euro, il prezzo pieno assolutamente no. Secondo me, tra l'estetica, tra la comodità e tutto, diciamo dai 120 ai 140 si può prendere, secondo me, se appunto se è collezionista, comunque vuoi come si dice, io non sono né sonaro né boxaro né niente, io prendo quello che mi piace. Io purtroppo amo l'estetica e questa estetica è proprio tanta roba, cioè, almeno per me chiaramente, e quindi me la sono presa. Però ecco, togliendo questo, 200 euro sono troppi però secondo me. E niente, questo è il primo acquisto, appunto, PlayStation
Pulse o Pulse, lascio sempre a voi la scelta, Explore o Explore, chiaramente. Tutte le pronunce le lascio a voi perché siete voi quelli di padrelingua, raga. Io sono solo un povero collezionista squattrinato. Ok, e adesso andiamo sulla parte più interessante, secondo me, la statua, che è qualcosa di meraviglioso, secondo me. Ok, raga, adesso lasciamo le cuffiette e andiamo su questo pezzone qua. Eccolo qua. Che secondo me è qualcosa di incredibile, cioè bellissima. Ve lo dico già, raga, non so sinceramente se ho voglia di tirarla fuori, perché mi piace troppo così. È un peccato, e non sono uno che, a parte i Funko Pop e qualche altra cosa, di solito spacchetto tutto, però questa mi piace tanto così, quindi non so, sinceramente sono un po' indeciso, ecco. Però vabbè, chiaramente stiamo parlando di una statua della McFarlane, scusate se non è questa la pronuncia, è McFarlane, chiaramente. E niente, questa praticamente è una statua di Lucy, del protagonista della serie di Fallout. E niente, praticamente è un'edizione limitata, da quello che leggo qua. Limited Edition 5200 pezzi. E secondo me è fatta molto molto bene per il costo, sicuramente. Cioè, è un costo basso, comunque l'ho presa su eBay, mi sembra 45 più le spese. Eccola qua. Quindi molto molto bella in tutto il suo splendore. Adesso qua non so se la scritta è giusta che sia così o se è un po' storta. Chiaramente, cioè, non stiamo parlando di Hot Toys, robe devastanti, tutto, cifre basse. È chiaro che la qualità non può essere perfetta su tutto. Ripeto, qua forse la scritta è un po' storta, non lo so se è normale che sia così o no. Però guardate, qua ci sono anche delle carte da collezione, sono appunto 5200 pezzi. Lei va bene, un'attrice che adoro, nel senso, cioè ragazzi, secondo me è di un sexy devastante, non posso farci niente. Io poi amo le bionde, di solito occhi azzurri, ma questa, cioè, ha un modo di, ha uno sguardo, sti occhi particolari. Vabbè, chiaramente, raga, io tra un anno devo sposarmi perché adesso non ho fatto vedere video, perché lo potete vedere su Instagram o su Facebook della proposta con l'anello e tutto, quindi tra un anno mi sposo, ma il bello è bello, ragazzi, sta attrice secondo me è devastante. Vabbè, comunque poi la serie TV, io che non sono appassionatissimo di serie, ma la serie TV mi è piaciuta troppo, perché paradossalmente Fallout sì l'ho giocato, ma è un gioco di nel senso amore e odio, ecco, per Fallout. Però la serie TV è qualcosa di devastante. Volevo assolutamente una statua così, me ne deve arrivare una anche a novembre, un po' diversa. Beh, poi vabbè, qua anche lui attore strepitoso. E abbiamo la bellissima Lucy. Ripeto, non so cosa fare. Se tenerla così o aprirla. Sarei più tentato, cioè, il mio pensiero è quello di tenerla così, sinceramente. Poi non so. Magari sbaglio, non lo so, magari me la godo poco, boh. Però per me è veramente un pezzo da tenere così. Cioè, è troppo troppo bella. Cioè, guardate comunque il dettaglio per la cifra spesa, secondo me è stupenda. Dopo ripeto, i puristi sicuramente vogliono la Toys o comunque le statue quelle perfette, che prima o poi nella mia collezione ce ne sarà una, so già quale prendere, che è sui 350 euro. Però con calma, perché purtroppo ho troppe collezioni, videogiochi, film, action, Funko, Blu-ray, DVD, giochi retro, console retro, fumetti, variant, console di vario genere, elettronica di vario genere, ho di tutto, raga, devo fare delle scelte perché cioè, purtroppo ho un lavoro, cioè, per quanto sia la mia passione non posso neanche diventare povero, ecco, proprio definitivamente, ecco, perché felice sì, mi diverto tutto, poi ho fatto una pazzia che vabbè, vi posso solo dire una cosa, Flight Simulator 24 Collector Edition, vabbè, stiamo zitti, che è meglio, che porterò sul canale comunque quando arriverà a novembre. Poi devo prendere la 480, che la dovrò prendere per forza, ma non so quando. Lasciamo perdere, pensiamo a questo adesso. Concentriamoci su questo. E ripeto, è una statua che mi piace tantissimo e ci sta, ripeto. Visto che comunque ho tante collezioni, non posso su tutto prendere il top perché è impossibile. Questa secondo me è una bella via di mezzo. Me ne deve arrivare un'altra che è un po' diversa, una Lucy un po' più devastata, insanguinata, robe così. Però tanta tanta roba. E così, raga, quindi volevo far vedere questi due pezzi che ho preso, appunto, due cose che non c'entrano un cazzo, anche se in realtà una cosa in comune ce l'hanno, ovvero i videogiochi.
le cuffiette della PlayStation, che le userò solo per la PS Portal, appunto. Eccola qua, facciamola rivedere, perché ci sta. Eccoci. E la statuetta appunto di Lucy, 5200 pezzi, edizione limitata, dopo non so, rispetto al valore, l'ho trovata a un prezzo stravantaggioso secondo me, e niente raga, bisogna cercare, guardare tante cose, una statua così di Lucy l'ho puntata da parecchio tempo, perché secondo me è uscita da un po', perché mi ricordo, insomma dico una cavolata, però mi sembra di averla vista già da un po' in giro. Tutte robe che guardo ragazzi, sono un po' andato, e niente fioi, quindi così, questa è la storia, questa è diciamo il tra virgolette unboxing comendiano, e niente, abbiamo la bella Lucy e le cuffiette. Qua adesso mi piacerebbe prendere anche tutti i personaggini, ma non è semplice perché cioè, costano ragazzi, sono introvabili, quindi sinceramente, boh, ripeto, scusate, eccomi qua. Il 76 non l'ho mai giocato, lo voglio giocare, sinceramente, l'ho comprato apposta, l'ho trovato a 18 euro. E il New Vegas è quello... È l'unico vero... perché c'è anche il 4, però che però ce l'ho solo in versione digitale. Il 4 l'ho finito, questo quasi. E sinceramente, non lo so, non ho un preferito, ecco. Mi piace lo stile del 3, però anche del New Vegas. Il 4... mi è piaciuta la storia, che Stanti ha fatto cagare, ma ripeto, io sono un po' strano, nel senso non sono normale su queste cose. E quindi così, insomma, ripeto, non è sicuramente tra i miei giochi iper preferiti, però lo sto rivalutando tanto in questi anni, e appunto la serie TV mi è piaciuta tantissimo, quindi non sono un esperto di Fallout, non spero di aver detto cavolate. E dopo ci sono le card di Magic, che ne ho preso queste tre qua, ma ne ho tantissime, praticamente tutte quelle che volevo le ho comprate, ma c'è comunque tutto sugli acquisti dei mesi scorsi, che hanno uno stile incredibile con Crociero di Mondi, che è una delle mie carte preferite in assoluto, di Magic the Gathering. Raga, un saluto dal comandante veneziano, spero sia piaciuto questo video un po' così, sapete che sono un po' vaneggiaso, e niente, alla prossima con gli acquisti comendiani nel dettaglio. Ci sarà sicuramente a novembre una super bestia, ma anche a ottobre deve arrivare qualcosa di carino. Raga, alla prossima, ciao!